Buonasera, dal Palazzo Maschini di Seregno è un mercoledì infrasettimanale, la quinta giornata di Coppa Italia, per raccontarvela Paolo Virdi in questa partita tra i padroni di casa del Seregno e l'Hockey Club Valdagno, gruppo A della Coppa Italia di A2, che quindi arriva al giro di boa, anche se non in maniera omogenea dei quattro gruppi. Ricordiamo, le vincenti prendono alle Final Four. Dei quattro gruppi insomma non c'è proprio questa contemporaneità. Alcuni sono un po' più avanti, alcuni dietro. Nel gruppo A il Correggio è in testa con 9 punti, Valdagno e Trissino 6, Montebello e Seregno 1, quindi insomma tre squadre in lizza per il primo posto. Correggio che ha la sua partita, giocherà questa sera a Montebello in parallelo con la gara qui tra Seregno e Valdagno. E dunque dopo vi daremo le informazioni, insomma, in stereofonia con il palazzetto, quando entrerà la squadra allenata da Dario Rigo, ovvero il Valdagno. Per il Seregno un cammino che parla di un pareggio contenuto contro il Montebello, e poi le sconfitte contro il Correggio e il Tricino in casa. Invece il Valdagno, che dopo aver perso al photo finish con il Correggio nel debutto, ha vinto bene le due gare casalinche 5-2 e 4-2 a Trissino e Montebello, squadra molto ben organizzata, quella è molto molto ben allenata con Dario Rigo, e che ancora può insomma comunque mettere può dire la sua in ottica qualificazione, perché insomma mancano al termine la bellezza di 5 partite con questa e poi tutto il girone di ritorno, che il Valdagno inizierà il 2 di novembre ospitando proprio il Correggio, con la possibilità anche appunto di poter magari ribaltare quel 4-3 in una partita giocata molto bene sulla pista del Dorando Pietri di Correggio, e persa con il gol di Ale Caroli a 102 secondi dalla fine. Squadra anche con una discreta dose di talento, quella valdagnese, con Luca Di Qui Giovanni, Refosco, Pietro Crosara. Pietro Crosara. Adesso andiamo a vedere anche le formazioni delle due squadre. Il Seregno e il Y-Sport Valdagno, le formazioni partendo dagli ospiti: il Valdagno con il numero 3 Busato, con il numero 4 Nizzero, con il numero 6 Baucrisciotti, con il numero 7 Cocco, con il numero 8 Di Qui Giovanni, con il 9 Vallortigara, con l'11 Crosara, con il 12 Refosco, con il 15 Checchetto, con il numero 25 Cunegatti. L'allenatore è Dario Rigo. Il Seregno con il numero 12 Reggio, con il numero 2 Velasquez, con il numero 6 Bellini, con il numero 7 Tessarolo, con il numero 9 Lazzari, con il numero 30 Vaghi, con il numero 33 Tremolada, con il numero 36 Febbo, con il numero 18 Uboldi. L'allenatore è Luca Giaroni, l'arbitro Adriano Scozia di Vercelli, ausiliario Luca Marini di Lodi. Le formazioni le vedete in sovrimpressione, spero vi siano giunte. Ovviamente i problemi tecnici arrivano sempre nel momento meno indicati, e dunque si parte tra poco con mm, questa sfida tra Seregno e Valdagno. eh, L'anno scorso precedenti nel campionato di Serie A2
nella Coppa Italia non erano avversari nel campionato di A2. Seregno e Valdagno hanno pareggiato qui 4-4 e a Valdagno è finita 3-1 per i padroni di casa. L'arbitro Scozia pronto, intanto ecco le informazioni. Abbiamo ovviamente come sempre l'audio in panchina. Avviserà anche mister nella ripresa, sentiremo il primo tempo Seregno, secondo tempo il Valdagno tra i pali. 1, 2, 3, Seregno! Busato con il 7 Cocco. Poi Pietro Cosara là dietro nel suo ruolo classico di uomo di raccordo, Reggio tra i pali con Tessarolo, Velasquez, Lazzari, per lui è un derby visto il Trissinese, e Febbo, credo sarà lui, o Tremolada al titolare, no, Marco Tremolada nello starting five, quindi Tremolada, Tessarolo, poi Lazzari e Velasquez, i 4. E dunque si parte con 3 minutini di ritardo e batte il Valdagno con lo scarico proprio di Crosara per la conclusione di Cocco. Refosco si torna adesso da Busato. Busato trova Velasquez che interviene in maniera troppo veemente. Il primo fallo di squadra è contro i padroni di casa, lo commette Santiago Velasquez. Molto positivo il suo avvio di stagione in questa sua prima esperienza, classe 2003, prima esperienza fuori dai confini sudamericani per il figlio del mono. Ora Crosara apre per l'incursione con un rovescio e vede dentro questa pallina. Ottimo il movimento di Refosco su l'assi di Busato. Ora Marco Tremolada che mette dentro una gran pallina a Velasquez che stoppa e non tira, addirittura raddoppio su di lui, e quindi libera Tessarolo che perde un tempo di gioco per andare da Lazzari e quindi favorisce il recupero sulla laterale scoperta. Era il lato debole all'inizio di questa azione. Velasquez, gran conclusione. Marco Tremolada mette la stecca davanti, si salva Checchetto e dunque Valdagno che può impostare, mentre in tribuna, compreso Capitan Galimberti, c'è una folta delegazione di giocatori del T-Service Carbonza che, lo sapete, da quest'anno giocano del venerdì, un po' l'attrazione per questo meraviglioso parquet, uno dei parquet dell'hockey più belli d'Italia in assoluto, questo di Seregno. Un impianto, una struttura con un parquet che potete vedere rinnovato, del comune di Seregno, sempre molto attento allo sport seregnese. È stata capitale dello sport la cittadina brianzola, e quindi il parquet che si era rovinato con l'acqua piovana proveniente dal tetto, in questa struttura comunque abbastanza nuova, una delle più nuove in assoluto appunto per l'hockey pista italiano. Intanto il Valdagno che manovra quasi al limite dei 45 secondi, mentre c'è un'ottima fase difensiva del Seregno. Crosara con la pallina che resta lì, Pietro Crosara ora va a giocare, esce Reggio, non riesce a fare possesso il Valdagno, prova a scappare di là il Seregno. Tessarolo che riparte molto più veloce. Mattia Cocco, attenzione, Cocco, stop, tiro e deviazione di Gioele Lazzari. Ora qui pasticcia Tessarolo, ma poi riesce a recuperare al rovescio, non prova la conclusione, c'era dello spazio per andare in porta, una cosa di mezzo tra il passaggio e il tiro, mentre Santi Velasquez con maestria va a recuperare una pallina, però Lazzari in fase di impostazione
trova sulla sua strada la stecca di Busato, occhio al recupero di Velasquez, però resta lì il Valdagno, pallina che tocca un paio di giocatori, conclusione respinta con il corpo di Leonardo Reggio. Ora Crosara e l'anticipo di Mattia Cocco. Cosa deciso? Punizione dal vertice basso dalla sinistra dalla porta di Leonardo Reggio. Re Fosco che va a lavorare in mezzo all'area, Gioele Lazzari con il corpo a chiudere. Ora Busato, gran lavoro Busato, esterno della rete, Tessarolo esce e Velasquez può andare di là, Lazzari prova a creare dello spazio ma in realtà si porta, chiude la zona di manovra portandosi anche il difensore, quindi può ripartire il Seregno dalla propria metà pista. Da lontano Lazzari lascia lì una pallina sulla stecca di Crosara e si salva, però il Seregno pericoloso. L'azione di Lazzari, bravo Pietro Crosara, ottimo catalizzatore di palline, e qui è Re Fosco a difendere molto bene. Tessarolo, Velasquez, gancio e si libera, va da Gioele Lazzari. Vedete come sale tantissimo il Valdagno, molto aggressivi i ragazzi di Dario Rigo, e la conclusione alta, Tessarolo e Crosara che anticipa. Re Fosco, Busato fa protezione e torna da Crosara, poi Re Fosco. Valdagno come caratteristica un gioco collettivo, davvero una squadra molto ben rodata. Qui Tessarolo per Velasquez, la palla salta, Velasquez non riesce a recuperare e poi può andare di là Mattia Cocco, Crosara Cocco, c'è dello spazio, conclusione larga e Santiago Velasquez che era rimasto indietro un giro può recuperare, andare di là, rovescio, grandissima parata di Giulio Checchetto, perché è andato con il guanto. Matteo, se ce l'abbiamo il replay per favore, Matteo Corbetta, ringraziamo per il replay. Guardate, scende molto bene, bravissimo con la spalla, è andato a togliere la palla da sotto l'incrocio opposto. Grande parata, la prima grande parata della partita di Checchetto su Seregno, che gioca solo in transizione perché non riesce davvero a imporre il proprio gioco. È entrato Edoardo Febbo, rivedremo questa sera probabilmente per qualche minuto anche Luca Vaghi, che rientra dopo quasi un mese di stop, infortunio alla caviglia, mentre è fuori nel Seregno ancora Mauro Fiazza, il capitano seregnese, anche lui con una distorsione, ma è inutile rischiare. Ora salterà Montebello, poi probabilmente ricomincerà, tirerà la trasferta in Montebello di domenica, poi ci sarà una giornata di sosta, poi le 3 partite fuori con Correggio Trissino e Valdagno, a Correggio Trissino e Valdagno, perché il calendario del Seregno ha visto una Coppa Italia completamente in casa e poi 4 partite fuori, finora un pareggio e 2 KO, il bottino di una squadra che però chiaramente utilizza la Coppa Italia come banco di prova per il campionato. Ora Cocco e Re Fosco che vede in uscita Crosara, stop e tiro, la palla poi esce e Velasquez va a anticipare Busato, poi Re Fosco non tira Mattia Cocco, ora Busato. 8 minuti, ancora nessun cambio da parte di Rigo, ma Valdagno che è sempre dalle parti di Reggio, anche questo tiro raso terra, Febbo recupera, Valdagno che ha
possesso palla in questi primi 7 minuti più o meno, io credo del 70%. Seregno che fatica contro la marcatura a uomo altissima e molto aggressiva del Valdagno richiesta da Dario Rigo, fatica veramente ad arrivare dalle parti di Checchetto, giocando molto. Adesso ci sta provando, a parte un tiro da prima diventa pista di Tremolada, alla fine poi Seregno non gioca tanto la pallina, ma crea più occasioni del Valdagno ancora che Checchetto. Questa è la terza parata consecutiva e quindi Valdagno che imposta, ma Seregno che alla fine è bravo nelle ripartenze a verticalizzare, a dare il giusto spazio alla manovra. Ecco qua, palla toccata da Tremolada, rifinita da Lazzari, è molto interessante per Marco Tremolada, positivissimo il suo inizio di partita. Qui Febo stoppa tiro largo Velasquez, c'è Lazzari altissimo, c'è Febo che taglia con Tremolada, la palla va proprio al 33. Ora Lazzari, Seregno che è in pista, attenzione, intanto Lazzari che è in pista, 3 giocatori della cantera seregnese, Reggio, Tremolada e Febo. Qui grande parata di Leonardo Reggio che va a chiudere lo spazio, e poi Refosco che recupera, palla gol importante anche per il Valdagno. 10 minuti 0-0, Valdagno sulla manovra più intensa e avvolgente, Seregno più pratico, trova la ripartenza e via dritti verso la porta di Checchetto. Poi attenzione perché la palla resta lì davanti a Reggio, non chiude gambale il guanto e quindi si può ripartire con la palla a 2 nell'angolo. Esce intanto Alessio Busato, entra Luca Di Qui Giovanni, giocatore con una ottima propensione al gol. Quattro se non erro per lui in questo inizio di stagione. Luca Di Qui Giovanni, classe 2001, 3 marzo 2001, sì, 4 gol finora. Crosara, Refosco, Crosara. Fascia da capitano sul braccio di Edoardo Febo. Ora Crosara entra e Luca Vaghi compie un grande lavoro su Di Qui Giovanni, vicinissimo al gol il Valdagno in questo caso. Eccolo Vaghi, in pista con Febo, Lazzari e Velasquez. Sempre assente Fiazza. Vaghi, Velasquez. Guardate come sale la marcatura di Crosara e poi quella di Qui Giovanni. Seregno che adesso gira dietro porta. Velasquez in Veronica, Checchetto che la tiene lì, poi la perde. Poi Vaghi
mette in mezzo un cross e a momenti colpisce sul volto Febbo. Crosara, il rovescio di Refosco e Reggio che trattiene la sfera. 0-0, time out chiesto da Dario Rigo, partita che vive di fiammate, un paio di 3 occasioni in fila per il Seregno, poi un paio di parate di Reggio, ma niente che sia che vada oltre l'ordinarietà della partita. Un fallo di squadra contro il Seregno commesso dopo 24 secondi. Claudio, mi Questa dai quella apertura qua, se di c'è, Leo? ok, apriamo qua. Se no, guardate il movimento che fa Santi. Abbiamo palla qua. L'uomo, prima l'ha fatto Santi, esce, riceve palla qua. Quello che dà palla, entri, che cerchiamo questo triangolo qua. Anche prima, Luca, tu sei salito qua, Santi ti ha dato palla, entra, prova questo triangolo qua, anche alla cieca, proviamo questi triangoli qua di movimento, ok? Do palla entro, do palla e taglio, ok? E giochiamo giù, Togli andare a fare il blocco però, perché non lo facciamo mai. sì. E giochiamo, deve sempre esserci l'uomo dentro, deve esserci sempre l'uomo dentro comunque, Si riparte, ti sentito il time out meramente tattico di Giaroni. Sarolo e Velasquez, esce al pelo entro i 10 secondi il Seregno. Velasquez buca la pallina, Febbo arriva in emergenza, a una mano lancia molto bene Tessarolo. Tessarolo va a una conclusione con un'angolatura impossibile e marcato. Intanto attenzione da Velasquez che riparte. Velasquez fa tutto bene. Pietro Crosara intercetta. Refosco c'è. Poi Crosara scende, tira e trova il gol dell'1-0. Il vantaggio del Valdagno con Pietro Crosara proprio quando sta per scadere il primo quarto di partita. Palla recuperata a metà pista, vedete la gran botta, Reggio è battuto e dunque Valdagno che passa a condurre. Il gol di Crosara, classe 2008, Pietro Crosara, per lui 5 gol con l'Under 19, 2 con l'Under 23 e questo è il terzo anche con la 2 e poi arriva subito il raddoppio con l'assist di Baucrisciotti, il gol di Mattia Cocco. Scusate, l'assist è di qui Giovanni e il gol di Mattia Cocco. Abbiamo preso 2 gol, va bene, ok, ci sta, perfetto. Riprendiamo a giocare tranquilli. Adesso mi fate la battuta. Dov'è? Aspetta. Ehi, adesso la battuta qua. Tessa, Santi, dai palla, viene Santi a farti il blocco, vieni per il tiro, Santi, vieni qua e gliela dai a Santi, ok? Ok. Andiamo avanti a giocare tranquilli ragazzi, abbiamo giocato bene, abbiamo difeso bene, abbiamo attaccato abbastanza bene, abbiamo preso 2 gol, va bene, pazienza, ma non è morto nessuno, ok? Mancano ancora 25 più 12, 37 minuti mancano, ok. Non è morto nessuno, dice Luca Giaroni in
pochissimi secondi il Valdagno ha piazzato la sua in 14 secondi sui falli in attacco del Seregno, che è un attimino in rottura prolungata. Velasquez, Tessarolo e Tremolada. Va da Velasquez. Ancora Santiago Velasquez, il rovescio centrale. Refosco gira dietro porta. Marco Tremolada su di lui. Poi vediamo Crosara che recupera una bella pallina anticipando Tessarolo. Palla sul secondo palo per il numero 8 Luca Di Qui Giovanni, anticipato proprio sulla riga da Vaghi. Ora Velasquez, difesa davvero iperattiva quella del Valdagno. Marco Tremolada, questo bel tiro, la palla che è lì sotto le gambe di Checchetto. Velasquez non tocca. Ora idea interessante da parte di Cocco per Refosco, grande anticipo di Vaghi che arriva pulito su Crosara, legge bene la situazione, ma il tocco in anticipo è troppo lungo e quindi adesso Di Qui Giovanni, anticipo pulito di Marco Tremolada che ha una mano, va a tirare stilisticamente molto bella la giocata di Tremolada, mentre in pista c'è anche il numero 9 Vallortigara. Qua Tremolada, bravissimo Checchetto in anticipo. Qui Vaghi che anticipa molto bene Di Qui Giovanni. Occasione colossale per il Seregno con Marco Tremolada, anzi due occasioni nate dalla stecca di Tremolada. Tanto Tessarolo salta anche Checchetto, non riesce a angolare bene, era praticamente fuori dalla pista, avrebbe forse provato anche a girare dietro porta. Terza occasione colossale per il Seregno. Valdagno che avanti 2-0 ha un filino abbassato l'intensità. Refosco, sta pallina dentro per Di Qui Giovanni. Nel breve riesce molto bene Velasquez. Tremolada va di là, 1 contro 3, fa saltare la pallina e cerca un gran gol. E a momenti gli riesce, è davvero on fire Marco Tremolada questa sera. Pallina sbagliata, attenzione perché c'è il Valdagno che sbaglia tutto, c'è Vaghi solo, clamoroso errore difensivo del Valdagno che si è addormentato letteralmente. Seregno che ha avuto una clamorosa palla gol, anzi una serie di palle gol, almeno 4 consecutive. Ha un po' alzato le mani dal manubrio la squadra di Dario Rigo, e infatti c'è il time out chiesto da Rigo, era inevitabile. Adesso Refosco, ora c'è tutto slalom a tutta pista da parte di Busato. Tessarolo e la risposta poi di Checchetto, e ancora Tremolada sul rebound
mentre entra in pista anche Colombo, classe 2011. Ah, bravo Lazzari a anticipare, adesso è diventata una partita anche piacevole, quantomeno si corre un po' da una parte e dall'altra, a merito del Seregno, che è riuscito così a trovare le contromosse a una difesa valdagnese sempre molto attiva e pressante. Gran palla di Tessarolo. Colombo non si è fatto trovare pronto, altra palla gol del Seregno negli ultimi 2 minuti, ne ha creati 5. E qui Vaghi prima e Colombo poi non hanno avuto il cinismo da bomber per andare a chiudere in rete. Manca 7 alla fine di questo primo tempo, che Valdagno ha sbloccato con 2 gol in 14 secondi. Busato attaccato da Tremolada e poi Vallortigara con Tessarolo sulle sue tracce. Fosco dentro, la gran parata di Reggio, poi Tessarolo che va di là con una Veronica, che palla ha dato a Tremolada, e qua il miracolo di Checchetto, altra palla gol. Scrivete pure 6 nel numero delle palle gol gli ultimi 2 minuti e mezzo da parte del Seregno, che ha giocato davvero, dopo aver incassato 2 gol ha avuto una reazione davvero importante. Sulla laterale col blocco e dentro, qua abbassarsi, andiamo a aiutare qua, che li portiamo via quelle palline qua. Loro fanno questo, poi entrano. E occhio, attenzione su 2 cose. Uno, quando fanno qua l'uomo sponda centrale, qui dobbiamo essere più aggressivi e più attaccati all'uomo, ok? Dobbiamo cercare di spingerli fuori, anche qua sull'uomo sponda. Tranquillamente. Esatto. E poi un'altra cosa, occhio, quando fanno che questo dà palla qua, questo viene e questo si butta in parallela. Occhio qua, occhio a questa situazione. Qui dobbiamo sempre essere... Se non c'è il blocco chiaro, esatto, si chiama cambio. Bisogna essere... No, dobbiamo parlare. Bisogna essere più aggressivi, anche in fase di non possesso. In fase di non possesso, più aggressivi, ok? Più aggressivi, ancora più aggressivi, maggiore aggressività chiede Giaroni ai suoi ragazzi, che però davvero hanno avuto una grande reazione. Tessarolo, adesso il Seregno che va di là con Tremolada. Da Lazzari, metà pista, tiro, deviazione spizzata di Tremolada che impegna Checchetto. Momento davvero ottimo del Seregno, dopo aver subito per un quarto di partita l'ottima mole di gioco e la aggressività difensiva valdagnese, ha davvero dimostrato di possedere tanto carattere. Ora è entrato anche Bau Crisciotti, eccolo lì con il numero 6, e dunque Valdagno che ha una formazione praticamente nuova, con Crosara, il 9 di Vallortigara, il 6 di Bau Crisciotti e il 3 di Busato. Tremolada che poi perde la sfera, va di là Crosara, c'è una linea di passaggio ma la palla finisce a metà tra Bau e Vallortigara, e qui può ripartire ancora il Valdagno. Momento divertente della partita, perché le due squadre qualche errore lo colmettono, di una partita correttissima, 3 falli di squadra complessivi, e però adesso giocano con maggior leggerezza anche, e soprattutto pensando a puntare la porta avversaria.
Crosara, Busato, finta di Busato e recupero di Tremolada, che poi non parte perché il Valdagno è già ripiegato e dunque non si può andare in campo aperto. Tremolada sta giocando un'ottima partita, fa tutto bene a una mano e poi Checchetto, bravo Marco Tremolada, bravissimo questa sera. Le testuali parole di Marco Tremolada mentre usciva: mi viene la depressione, non va dentro. Ovviamente metaforica questa frase, però il fatto di non riuscire a segnare, insomma, demoralizza l'attaccante seregnese. Luca Vaghi con Colombo un 2009 e un 2011, età media realmente bassa quella del Seregno, che insomma non raggiunge probabilmente i 18 anni, 19. Lazzari, Vaghi, Tessarolo e Colombo davanti a Reggio. Reggio poi è un 2005. Vaghi, Lazzari e ancora Vaghi. Proprio per Lazzari che stoppa e tira, centra in pieno Vaghi. Ora Tessarolo molto aggressivo, qui sbaglia tutto invece Vallortigara. Tessarolo cerca di passaggio per Colombo e ora lo trova. Colombo anticipato. Crosara e il taglio di Busato. C'è l'anticipo di Crosara, lancia in campo aperto Busato, che però non trova lo spazio, rientra proprio per Crosara e adesso Bau attaccato da Lazzari. C'è pressione sul talentuoso numero 6 valdagnese, che è un classe 2009. Finora presenze nell'Under 19 e Under 23, però un solo gol nell'Under 19. Valdagno Breganze 7-6. Vaghi per Tessarolo. Mancano 2,5 alla fine di questo primo tempo, che è letteralmente volato via con pochissime pause, e un Checchetto nel ruolo di MVP perché ha preso veramente tutto. Vaghi da metà pista, conclusione alta. Adesso il numero 3 Busato, che però è anticipato. Velasquez di là, rovescio, chiude Crosara molto bene. Busato ha spazio, Lazzari è aggressivo, Bau Crisciotti a fare da boa nella sua metà pista, quindi tanti spazi, perché vedete c'è tra Brauchisciotti e Vallortigara che fa la punta in area, ci sono 25 metri se non 30 di spazio. Ora Lotto litiga un po' con la pallina Vallortigara, ma poi vediamo, ne esce bene, molto bene Brauchisciotti, che ha tanta tecnica individuale, fa tutto bene, gancio, finta e palla in mezzo, ma lettura di Santiago Velasquez è perfetta. Quindi c'è questa gran pallina che Crosara intercetta e poi alza, e quindi ferma Sereggio che può andare di là. 1 minuto e 10 alla fine,
e poi ancora un'occasione davanti a Checchetto. Occhio che a momenti se la butta dentro, ma la recupera Velasquez. Attenzione, un 3 contro 1. Tessarolo che non c'entra la porta. Clamorosa occasione per il Seregno. Un 3 contro 1 incredibile. Seregno che sullo 0-2, quando ha incassato lo 0-2, sicuramente il punteggio era corretto, adesso assolutamente no. È stata un'altra partita da quel break e dal secondo time out di Giaroni. La squadra ha risposto molto bene. Checchetto e dunque 18 secondi alla fine, può andare fino alla fine il Valdagno, che davvero ha trovato in Checchetto un baluardo quasi insormontabile. Mancano 3 secondi, Velasquez non riesce a tirare. Finisce così 2-0, ma con un Seregno pimpante che ha veramente creato le occasioni migliori in assoluto. Come vi ho detto, un primo tempo esattamente interrotto a metà, il primo quarto tutto di marca valdagnese, il secondo quarto di partita, ma soprattutto gli ultimi 8 minuti in cui il Valdagno almeno una mezza dozzina di occasioni nitide e lampanti le ha create, e con una dozzina intera di tiri in porta pericolosi dalle parti di Checchetto. Questo è tutto, ci risentiamo tra 8 minuti.
Bentornati da Seregno. Secondo tempo di Seregno Valdagno, 2-0 per il Valdagno nella prima frazione di gioco, ma gli ultimi 10 minuti in cui Giulio Checchetto ha fatto vedere la qualità assoluta del portiere che è, perché avrà tolto almeno 6 palle gol nitide al Seregno, che ha fallito un paio di occasioni clamorose con Marco Tremolada, davvero sconsolati. Prestazione devastante da parte di Giulio Checchetto. E c'è Giovanni Cunegatti in porta, quindi cambio del portiere, 25 minuti a testa da una parte e dall'altra Lorenzo Uboldi, quindi sono cambiati i protagonisti tra i pali di entrambe le squadre, con un nuovo portiere. Questo vi fa capire la necessità poi di rodare in Coppa Italia un po' tutti i meccanismi e dare spazio anche ai portieri. Quindi Lorenzo Uboldi da una parte, che tra l'altro ha fatto veramente molto bene finora quando è stato chiamato in causa nelle precedenti partite, e ora vedremo Cunegatti se saprà emulare Checchetto, che ha parato davvero in maniera divina i primi 25 minuti, anzi davvero gli ultimi 10 minuti sono stati uno show da parte di Giulio Checchetto, che è un giocatore che ha insomma una ottima qualità. Lorenzo Uboldi quindi da una parte e Cunegatti dall'altra, Velasquez sulla destra, Velasquez, c'è Tessarolo in mezzo, Velasquez, Tessarolo, Lazzari, Vaghi per il Seregno, mentre c'è Re Fosco con Busato, Crosara e Cocco, scusate, il numero 7 Cocco, mi mancava un giocatore nel Valdagno. Ora è Fosco, che è tra l'altro il quintetto base, ma li ha praticamente ruotati tutti, tranne Marco Nizzero, i suoi ragazzi Dario Nerigo, che poi sentiremo nei time out perché abbiamo il microfono sulla panchina del time out, come dei grandi avvenimenti, ma noi grazie alla nostra produzione Mauro Tettamanzi e Matteo Corbetta abbiamo l'audio anche nel time out, che è comunque indice di curiosità elevato nel poter capire tra le pieghe della partita le indicazioni dei vari tecnici e anche un po' lo stato d'animo anche dei ragazzi al netto. Insomma, qualche volta chiaramente si sente qualcosa di colorito, ma devo dire che quando poi si comportano tutti molto bene, qui reclama un fallo Mariano Velasquez, Scozia fa proseguire, Tessarolo va fin di là, chiuse molto bene Busato, che poi ferma Tessarolo con ampia maestria. Bravo il numero 3 valdagnese, sta giocando veramente una ottima partita, classe 2007. Alessio Busato, fallo di squadra contro il Valdagno, e sono 2-2 i falli. Partita veramente finirà prestissimo, perché due squadre nel primo tempo forse ci sono stati veramente non più di 4-5 minuti di pausa. Rischiamo veramente di finire alle 10 in punto. Crosara e Fosco, ora gran gancio di Cocco e la chiusura con Velasquez e Tessarolo. Uboldi rifinisce, ora Velasquez, ora ancora Seregno
che davvero ha giocato un primo tempo a due facce, il primo quarto d'ora subendo tantissimo la pressione altissima del Valdagno, che poi dopo lo 0-2 si è affievolata, probabilmente anche per ordini di Rigo, e costruendo veramente tanto. Qua Vaghi fa un gran lavoro e poi Velasquez non riesce a rifinire. Ottimo la giocata di Luca Vaghi nel breve, è sempre più tecnicamente migliorato Luca Vaghi, al netto dell'infortunio che lo ha fermato e quindi ha rimesso i pattini veramente da pochi giorni, condizione che era al top nella prima giornata ma che è andata poi chiaramente affievolendosi con 3 settimane di stop. Tessarolo di sponda per Vaghi, passaggio perfetto, sale Velasquez e chiede un dai e vai a mezza altezza. Pietro Crosara gli mette distinto la mano sinistra, fallo Scozia, vedete, nessuno protesta, partita davvero, non c'è stata una protesta, pochi fischi, tutti giusti di Adriano Scozia. 20-0-0 la conclusione di Velasquez, la bella parata di Cunegatti, Crosara la fa saltare, una palla iniziale ancora per il Seregno con Velasquez che davvero ha la calamita sulla punta del bastone. Tessarolo e Lazzari, centralmente Lazzari va su rovescio, poi non riesce a sviluppare in verticale l'azione. Crosara ancora a catalizzare una pallina, alza la testa lì in passaggio per Cocco. Crosara, gran chiusura di Riccardo Tessarolo, molto bravo a chiudere in fase difensiva, a ripartire, va di là Tessarolo, tutto il campo Tessarolo, poi ovviamente Crosara chiude, poi il passaggio di Refosco per Busato, Lazzari arriva a tutta velocità, palla fuori, sempre 2-0 Valdagno, ma Seregno in partita a cartellino giallo di Adriano Scozia per, adesso ve lo dico, vediamo se riesco a vedere il numero, Santiago Velasquez, ammonito, una palabra de más, una parola di troppo. Refosco, ora Lazzari che va a pressare con il fisico Busato, Scozia da fallo contro il Valdagno, la pressione e l'aggressività di Giule Lazzari portano al recupero di pallina, proprio Lazzari va a giocare con Velasquez, Santiago Velasquez dietro porta, gioco a 2 con Marco Tremolada e Tessarolo larghi. Tremolada ha fatto il suo ingresso al posto di Vaghi, ora Marco Tremolada centrale, rovescio, la parata di Cunegatti, poi Crosara che lancia Refosco, passaggio di ritorno di Refosco consente a Coco di concludere, poi Uboldi esce col gambale, perde di vista la sfera ma la recupera, prima parata dopo 7 minuti di Uboldi. La conclusione di Refosco con Velasquez, Marco Tremolada, Lazzari, Velasquez, quasi tutto perfetto per il Seregno che adesso recupera tutto con Tessarolo, Cunegatti sbaglia anche questa, il Seregno, ma è nettamente on fire la formazione di Giaroni, davvero 0-2 punteggio in questo momento alquanto bugiardo. Tessarolo, anticipo di Crosara, Marco Tremolada, ancora Tremolada, la palla è dentro, Tessarolo prova un sottogamba, Crosara chiude,
trova la profondità il Valdagno. Cocco, Vallortigara, ora Busato. Vallortigara a lavorare dietro porta, finta di Busato che lascia bene per Vallortigara. Tessarolo recupera un'altra pallina, se ne va via 1 contro 2, pericolosissima questa situazione difensiva. Ora Vallortigara lascia un po' lì la pallina, ma se la cava Cocco. Crosara per Cocco. Ne sono andati 8 minuti e mezzo, sempre 0-2, quel break in 14 secondi. Qui Velasquez legge bene la pallina lasciata lì da Busato, poi Crosara in Veronica si salva, mette a posto i suoi, va da Cocco, anche lui lascia indietro un giro la pallina. Valdagno che non riesce a salire per un paio di controlli sbagliati. Qui Vallortigara, Velasquez e poi il gol dello 0-3. E dai. Nicolò Vallortigara che si incunea in area, non riesce a tenerlo Velasquez, si stacca tardissimo Tessarolo, molto tardi, e Uboldi non esce andando incontro all'avversario, gli concede così di allargarsi, di infilare sotto la traversa, con tanto errore qui di Tessarolo che non si è staccato, di Velasquez che non l'ha tenuto e di Uboldi che non è uscito. Il risultato è che il Valdagno vola sullo 0-3, davvero un punteggio non rispecchia quanto visto in pista, quantomeno anche in questo secondo tempo. Ma Seregno che ha l'atavico problema del gol, insomma, ne ha segnati 3 nelle ultime 3 partite, compresa questa, voglio dire, quindi lì sta molto delle problematiche sulle quali è chiamato a lavorare Luca Giaroni. Adesso Busato e bravo Uboldi a uscire, a anticipare Vallortigara. Febbo viene anticipato con questa palla per Vallortigara, ha troppa fretta Vallortigara di andare a concludere, avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. Intanto Tremolada è solo, Tremolada si trova la palla lì e poi arriva la chiusura da parte di Cocco. Tremolada agganciato, fallo di squadra. 7 Mattia Cocco, classe 2006, 4 gol finora in A2-1. Qua la grandissimo gol di Marco Tremolada, Lazzari che mette in mezzo una pallina, l'ha girata con la demi-volée di Marco Tremolada. Guardate, appoggia per Lazzari, Lazzari tira, è bravissimo con la stecca dietro la schiena. Questo è un gran gol, poi me lo fai rivedere Matteo, perché questo è un gol da punta pura, ma d'altronde è andato vicino almeno in 4 occasioni nette Marco Tremolada, ingaggiando una lotta con Giulio Checchetto. E questa volta invece la giocata da parte del 33 è quella buona. Seregno che si riporta a -2 con merito. Ora Febbo che apre per Lazzari. Lazzari entra in area da destra, va al tiro, Cocco ribatte, Crosara come al solito ha la zecca Carbugli, davvero Pietro Crosara, perché va a recuperare un'altra pallina in mezzo al traffico e fa ripartire i suoi. Uomo d'ordine, leadership, tecnica, testa e anche insomma dettare i ritmi e i tempi delle giocate per Pietro Crosara. Non è che lo scopriamo oggi, sappiamo, è un giocatore di altissima qualità, direi uno anche dei preferiti del commentatore valdagnese Domenico Tomba, a cui insomma un saluto va di cuore ovviamente per il collega valdagnese, gli amici della pallina vulcanizzata, insomma lui l'ha coniato e a lui gli onori eterni. Qui a Ilais, Matteo, riesci a rivedere quel gol là? Ce l'hai sotto mano per caso? Il gol di Marco Tremolada.
Vedete Lazzari che va a caricare il tiro e con la stecca dietro la schiena. Questo è un gran gol di Marco Tremolada. 14:33, 1-3 il punteggio per il Tremo, il primo gol sta Coppa Italia. Iniziata in ritardo perché c'era una squalifica da scontare. Refosco. Vallortigara, poi c'è Cocco. Ora Cocco in uscita, eccolo qui Vallortigara che viene raddoppiato da Vaghi e Tremolada. Rosara fuori, Refosco e Seregno che gioca una gran fase difensiva. Uboldi, Tremolada! La palla esce di poco, slalom di Marco Tremolada, on fire nella maniera più assoluta, il 33. Rosara, Cocco per Vallortigala, la palla passa in mezzo alle gambe al numero 9 e qui Tremolada a recuperare una gran palla, adesso se ne va, c'è Febu che taglia, non riesce ad arrivare a questa pallina perché il Valdagno era orientato ottimamente chiudendo ogni spaziatura. Qui la porta è completamente spostata di Cunegatti. Lazzari finisce la sua corsa contro il portiere valdagnese. Steccata a favore Seregno. 4 falli di squadra contro il Valdagno, 6 contro il Seregno. Ultimo quarto di match in arrivo. Tremolada, Uboldi e Lazzari coinvolto con un errore difensivo anche il portiere. Diciamo che alla manovra tutti hanno toccato la pallina, ma il Valdagno va di là, c'è della confusione. Una finta di Febbo ha mandato fuori tempo sia Crosara che era troppo avanti che Vallortigara che era troppo indietro. Poi Vaghi spunta dal nulla e va a recuperare questa sfera. Tremolada alza la testa, cerca una linea di passaggio. Febbo non arriva, Vaghi anticipato. Era stato Vaghi a tentare la giocata. Adesso in questo momento, tolto Lazzari, sono 4 giocatori brillanti. Occhio perché qui Vaghi ferma Crosara, Scozia fischia un fallo e Febbo era lanciato a rete. Per Scozia è fallo. Geroni una protesta abbastanza pacata e Scozia va a spiegare forse il primo episodio, così non dico errore, ma episodio magari non condivisibile per un intervento difensivo che sembrava abbastanza pulito. Qui Vaghi fa un gran lavoro e Uboldi rifinisce. Lazzari, Febbo taglia, Tremolada riceve, poi trova questa pallina per Vaghi, Vaghi la lascia scorrere fino in fondo alla pista. Palla persa in uno dei rari errori di serata di Marco Tremolada. Abbiamo Refosco, abbiamo segno Seregno se è riuscito a riaprirla dando ancora del senso a questa partita, se il Valdagno riuscirà a tenere fino al termine.
Febbo si fa tutta la pista, Febbo. Poi mette in mezzo una pallina che Cunegatti deve respingere. E poi esce male il Valdagno, Febbo, Cunegatti, la palla è lì. E poi Tremolada non riesce a infilare il 2-3. Vaghi, rovescio, finta, grande finta di Luca Vaghi. Ancora, Vaghi a una mano, la palla è fuori dall'altra parte. Lazzari da Tremolada. Seregno che ha giocato veramente un'ottima partita. Ora bravo Cocco a anticipare Tremolada, è un 3 contro 1 e arriva il gol con Uboldi che si sdraia troppo. Pietro Crosara trova la doppietta e firma l'1-4. Crosara difende e fa gol. Dunque a 10-22 il nuovo più 3 della formazione seregnese. E scusate, più 3 della formazione valdagnese ovviamente. 4-1. Tessarolo. Ora ha fatto tutto bene e vola di là in contropiede. Il numero 8 di Qui Giovanni ed è rigore. Quindi dai 5,40 va Refosco. Sì, ok, forse si è agganciato probabilmente. E dunque Refosco contro Uboldi. 10 minuti alla fine. Refosco, la gran parata di Lorenzo Uboldi. E poi la seconda respinta e la terza. Poi occhio che Sorrenti se la butta dentro lui. Ha fatto 2 grandi parate Lorenzo Uboldi. Bravo. Bravo, migliorato molto Lorenzo Uboldi, davvero la sua esperienza di Agrate. Un rigore, ha parato molto bene anche la respinta. Qua Tessarolo può partire, c'è di nuovo Santiago Velasquez che ha avuto un problema ma adesso è disponibile. Qui c'è un fallo di squadra fischiato a Febbo, sensazione dal vivo che fosse l'esatto contrario. È l'8° contro il Seregno a 9,40 dalla fine. Qui Vaghi fa sfilare, attenzione alla giocata di Qui Giovanni, la traversa di Qui Giovanni vicino al 5-1 il Valdagno. Qui Tessarolo recupera, può andare di là il Seregno in un 3 contro 2. C'è la deviazione di Febbo. Poi Cunegatti che respinge, ha preso una steccata, probabilmente Cocco dall'altra parte e c'è un problema fisico a Cocco, che abbia preso una steccata, non ho capito in che modo. Sì, in pancia, insomma, dolorante. Tiro la palla e lì. Ah, no, ha preso la gomitata, una gomitata involontaria, proprio 100% da parte di Febbo che si è girato e ha trovato l'addome di Mattia Cocco. Quindi punizione adesso per il Valdagno, una palla alta in area. 9 minuti alla fine. Bravo Febbo a fermare Busato. Vaghi a far ripartire Tessarolo, è un 3 contro 3. Tessarolo scende e tira, trova il pattino di Busato. Adesso il Tessa per Vaghi. Solita partita di grandissima energia da parte di Riccardo Tessarolo. Luca Vaghi si girava ancora da Tessarolo. Febbo a fare sportellate, palla del traffico in area, bravo di Qui Giovanni, ma arriva molto bene Velasquez. Di Qui Giovanni si rifugia da Busato.
Valdagno che trascorre una quantità indefinita di secondi nella propria area, però attenzione, Tessarolo prova ad andare dentro, trova benissimo l'intervento di Busato, poi di qui Giovanni per Cocco, è uscito Crosara in panchina a prendere fiato. Mattia Cocco, Velasquez lo aggancia, blu a Santiago Velasquez a 7,36, quindi fino a 5,36 giocherà con l'uomo in meno. Non c'è più la panca puniti con le nuove regole, c'è questa novità, quindi il giocatore sta in panchina. La cosa assurda è quella che per un fallo così velleitario non ci siano, questo come tutti quelli che vedete a cui viene affidato un cartellino blu, in cui bisogna giocare 2 minuti di inferiorità con il rischio di poter incassare potenzialmente anche 4 gol, e quindi insomma Marco Nizzero intanto con Dario Rigo che gli sta spiegando cosa fare prima di entrare, quindi fino a 5,36. Ora Lazzari che lotta e recupera una pallina, Tessarolo scappa via, Lazzari va uno contro tutti, tiro, deviazione, punizione per il Seregno e fa tutto bene, bravo Gioele Lazzari, ragazzo è arrivato dal Trissino e comunque mette sempre grande qualità, grande energia. Questa è una squadra di Luca Giaroni che è priva di Mauro Fiazza, che è il capitano, un giocatore cardine, che ha un argentino nuovo e giovanissimo come Santi Velasquez, ma una struttura di squadra votata molto al sacrificio e alla lotta. Lo ha dimostrato nella prima giornata di campionato. Attenzione con la palla che non esce di un niente, prima Lazzari, poi Tessarolo con l'uomo in meno costruisce una doppia occasione. Tessarolo adesso deve fare possesso e Vaghi che chiama la pallina nell'angolo opposto. Direi che per ora il power play del Valdagno non si è visto grazie a un Seregno bravo a catalizzare le palline e a saperle gestire molto bene. Sì. Qui c'è del traffico, Vaghi che riparte. Ora Blu ha abusato, che ha agganciato Vaghi. Me lo fai vedere perché non stavo seguendo la pallina, l'azione si è svolta proprio qui sotto. No, non l'ha ripreso, è rimasto qui sotto, proprio dietro l'angolo del teleschermo. Di Fideo si giocherà ancora per 30 secondi in 3 contro 3 e poi fino a 4,15 il Seregno avrà l'uomo in più, se non ci sarà qualche altra sanzione nel mentre. Quindi ora Lazzari dietro porta gira e riesce ad andare a concludere. Il Crosara viene affossato, ma per l'arbitro non c'è fallo. C'è sì, ma di Lazzari è il nono. Ora Refosco con Vaghi che lo trattiene ed è un tiro diretto senza sanzione. Non è successo nulla per 18 minuti. Adesso 2 cartellini e un tiro diretto per il Valdagno. Vaghi che ha affossato Refosco, entra il numero 4 che fa il suo debutto, Marco Nizzero, classe 2001, ed è lui che va a tirare dai 7,40 contro Lorenzo Uboldi. Esce Tessarolo, entra Marco Tremolada che ha
una ventina di secondi così per sfruttare gli spazi. Dunque a 5:36, 20 secondi rientrerà l'uomo nel Seregno che avrà l'uomo in più, e poi fino a 4:15 si giocherà con il Seregno con il power play, nel caso in cui non avvengano altre espulsioni, perché qui bravissimo Uboldi a contrastare l'avversario, molto bravo, un rigore e un tiro diretto. Molto bravo, davvero. Adesso qui iniziano Rosara che va in profondità per allontanare, ed è power play Seregno. Vediamo con Tessarolo il palo e la palla è lì. Quindi palo di Tessarolo. Il Seregno che può scappare, no, altro fallo di squadra, ma è solo il quinto contro il Valdagno. Vaghi Lazzari 4:47, sempre 4-1 per il qui bravo Tremolada, e poi Refosco che salva sulla riga. La parata di Uboldi. Qua c'è Tremolada che non riesce nel primo controllo, ma poi recupera la sfera. Si accentra, carica e va da Lazzari, la parata ancora, la palla davanti a Cunegatti. Grande lettura difensiva di Luca Vaghi. Sarolo, rovescio, palla alta e recupera il Valdagno. 3:40 alla fine, come vedete siamo tornati in 5 contro 5, 4 uomini di movimento, quindi nelle due espulsioni non è successo nulla. Adesso Crosara, dai e vai con l'errore poi da parte di Cocco. Refosco, ancora Cocco, Uboldi bravissimo, attenzione a Uboldi, bravo ancora su Nizzero. Vaghi e Lazzari, ancora Lazzari dentro con Febbo che recupera. Febbo è molto bravo, vuole andare da Tremolada ma non riesce a far arrivare quella pallina a Tremolada. Qui a una mano Tremolada se la perde, va di là Refosco, poi Crosara, Refosco dentro con Febbo che recupera l'ennesima pallina in fase di rientro. Febbo il rovescio, tira, recupera il rebound e a 130 secondi dalla fine Seregno sotto 4-1, ma davvero Seregno forse il migliore tra tutte e 4 le partite. Qui c'è un fallo di squadra di Febbo che chiede scusa perché ha colpito l'avversario. Sta perdendo sangue il ragazzo. Come ha fatto a colpirlo? Non ho capito. Come lo fai a rivedere? Non capisco. Ah, perché resta sul blocco con la stecca.
Mamma che sfortuna, è rimasto sul blocco con la stecca e dalla botta la stecca gli è rimbalzata in faccia, sul volto. Si è tagliato il labbro, così dice Crosara ai compagni. Se è solo un taglio sul labbro va bene. Vediamo che sia solo quello, ha preso una steccata secca. Nizzero è entrato per ultimo ed è uscito quasi subito. Come un pezzo di dente stanno cercando. Oh, e quindi non è solo il labbro. Ok, quindi se cercano un pezzo di dente questo è un problema. Mannaggia, in una partita così tranquilla. Poi mi pareva non avesse neanche il paradenti e io veramente consiglierei a chiunque, proprio per evitare queste cose. Non ho visto usare il paradenti a Nizzero. So anche difficile trovare un pezzo di dente. Una partita che comunque era stata molto piacevole, che Valdagno ha meritato di vincere, ma che il Seregno ha dimostrato di saper affrontare. Trovato il pezzettino di dente del povero Nizzero, mannaggia, mi dispiace. Si può ripartire, tra l'altro era il 10° fallo questo, quindi Pietro Crosara contro Uboldi dai 7,40 per tentare di allungare una partita che comunque sì, il Valdagno sta vincendo. Crosara contro Uboldi e lo batte con la sua tripletta personale, 5-1 del Valdagno. Punteggio veramente eccessivo nello scarto. Adesso Lazzari che alleggerisce. Ora Bau Crisciotti per Cocco. E Velasquez che recupera. Velasquez trova una gran palla per Febbo che non riesce a concludere. Bravissimo qui a dare questa pallina a Velasquez con il contagiri per il 36 che non è riuscito a concludere. Adesso Tremolada con un gancio, poi perde la sfera Lazzari proprio per Tremolada che è rimasto smarcato. Adesso da una gran palla Tremolada all'indietro, ma è Cocco a recuperare. Ultimo minuto di gioco, Febbo, tanti errori in fase di impostazione.
Ora questa bella pallina di tremolata per Velasquez e l'ottima chiusura di Cocco. Cocco punta di velocità e poi Baukrisciotti che va a rifinire per Velasquez, che legge molto bene la traiettoria, e Crosara che invece con la punta del pattino destro anticipa la sfera e Lazzari deve andare da Velasquez. Velasquez agganciato, fallo di squadra di Baukrisciotti. Adesso Velasquez, ultima azione, Cunegatti dimostra anche lui le ottime qualità, occhio a Refosco, Refosco e la palla è a lato, finisce 5-1 per il Valdagno, la tripletta di Pietro Crosara, il gol di Cocco e Valortigara e la rete di Marco Tremolada per il Seregno. Io vi saluto, da Seregno è tutto, nel giro di ritorno non ci sentiremo, la prossima partita casalinga sarà il 29 di novembre, quindi tra oltre un mese qui, proprio contro il Valdagno nella prima del campionato della Serie 2. Quindi da Paolo Virdi è tutto, un saluto anche agli amici di Valdagno che ci hanno ascoltato e un abbraccio a tutti, buona serata.